parole di Pietro, lei sostiene che il vero voto utile è per rivoluzione civile. Chiedetevi, quando sentite dire che dovete dare un voto utile, chiedetevi, ma voto utile a chi? Il vero voto utile è quello che il cittadino dà quando è utile a se stesso, quando è utile a ciò che si aspetta le istituzioni facciano anche per lui. E allora in questi anni, in questi 5 anni di legislatura, cosa hanno fatto le istituzioni, il governo, il Parlamento per voi? La disoccupazione è aumentata, il debito pubblico è aumentato, è arrivato Monti, ha messo più tasse ancora. Oggi, alla vigilia delle elezioni, tutti vi dicono che vogliono il voto utile e tutti vi dicono che quel che hanno fatto è sbagliato, ma che cambieranno. Allora forse il vero voto utile è quello per cambiare le facce, le persone, è quello di mandare al governo chi si è opposto in modo serio e determinato. E chi l'ha fatto? Noi dell'Italia dei Valori. E come l'abbiamo fatto? Con un grande gesto di responsabilità. Invece di essere solo noi a presentarci a voi per chiedere un voto utile, abbiamo detto mettiamo insieme nel Paese tutti coloro che fuori e dentro il Parlamento si sono opposti a questo modello di governo che ha indebolito i più poveri e più onesti e che ha arricchito le lobby e i più disonesti. Tutti insieme facciamo una rivoluzione. Questa è la rivoluzione civile che noi abbiamo proposto e proponiamo. Questo è il simbolo che troverete nella vostra scheda. Questo è il vostro vero voto utile, perché il voto a questa lista vuol dire una proposta alternativa a coloro che vanno tassati e tartassati in questi anni. Quali sono i progetti dell'Italia dei Valori e quindi di rivoluzione civile per l'Europa e qual è il ruolo dell'Italia? Italia dei Valori e tutti noi di Rivoluzione Civile crediamo nell'Europa, crediamo che in una realtà geopolitica mondiale dove ci sono forze economiche mondiali enormi come l'America, la Cina, i paesi dell'Est, i paesi del Medio Oriente, eccetera, ci vuole una forza unita come l'Europa, ma un'Europa dei cittadini, non è un'Europa dei banchieri. Quello di oggi non è un'Europa che fa gli interessi dei cittadini europei e quindi italiani. È un'Europa della tecnocrazia, è un'Europa in cui il sistema delle banche, il sistema dei poteri forti si fanno soltanto gli affari e le speculazioni proprie. Avete visto cosa è successo da ultimo col Monte dei Paschi di Siena, dove sono stati presi soldi a voi dall'IMU delle prime case per andarle a dare al Monte dei Paschi di Siena per far quadrare i debiti e per far quadrare le illegittimità che sono state commesse lì dentro. Che ci facciamo con un governo italiano che appoggia una tecnocrazia europea? Ecco perché un voto alla rivoluzione civile vuol dire anche un voto che mette al primo posto il cittadino italiano europeo e non il sistema dei poteri forti e delle lobby anche massoniche europee. Quali sono le proposte e i progetti di rivoluzione civile per il Sud? Tutta Italia, ma il Sud soprattutto, ha bisogno di occupazione e lavoro, a cominciare da quello giovanile. E allora non c'è niente da fare. Bisogna che aprano nuove fabbriche, se vuoi che ci sia qualche nuova possibilità di avere lavoro e occupazione. E per aprire nuove fabbriche bisogna che ci sia la convenienza per chi viene a investire ad aprire nuove fabbriche. Quindi bisogna intervenire sul costo del lavoro, che è sproporzionato rispetto a quello di altri paesi e di altre realtà, e intervenire sul costo del lavoro vuol dire intervenire con incentivi e riduzione fiscale, specialmente per le nuove imprese, le giovani imprese. Vuol dire sburocratizzare l'enorme macchina che in tutta Italia, ma specie al Sud, imbavaglia la pubblica amministrazione, perché devi andare a chiedere sempre per favore ciò che ti spetta di diritto. Vuol dire allontanare dalla pubblica amministrazione e anche dal sistema imprenditoriale quelle imprese e quella politica e quella classe istituzionale corrotta che per darti qualcosa vuole sempre qualche cosa in cambio, e quindi in questo ricatto continuo, e da questo ricatto continuo bisogna uscire, bisogna ridurre, ripeto, il costo del lavoro e bisogna ricreare e creare le infrastrutture necessarie, anche riconvertendo il tipo di attività imprenditoriale. Si parla molto di ambiente,
ma l'ambiente può essere anche un fattore di sviluppo. Avete una proposta rivoluzionaria per recuperare i capitali illeciti? I capitali illeciti sono quelli che si sono formati violando la legge. Quindi più che proposta rivoluzionaria c'è bisogno di applicare le leggi che ci sono o di fare le leggi che servono. E in questo caso c'è innanzitutto da ripristinare il reato di falso in bilancio, c'è innanzitutto da modificare il reato, la legislazione anticorruzione, che l'hanno chiamata corruzione e l'hanno approvata a destra e a sinistra, ma che è una legge pro corruzione, perché addirittura hanno eliminato l'unico reato con cui si realizzavano i fatti di Tangentopoli, cioè la corruzione, la concussione per induzione. C'è soprattutto da dare più strumenti alle forze dell'ordine e alla magistratura, e c'è da dare una nuova legislazione che prevede meno tempo per le fasi processuali, per le fasi di recupero crediti e più tempo per la prescrizione, esattamente il contrario di quello che hanno fatto i governi finora. Onorevole Di Pietro, per avere un'uguaglianza sociale bisogna votare dunque rivoluzione civile. Uguaglianza sociale, che è un principio cardine della nostra Costituzione, vuol dire dare a tutti le stesse opportunità, sia se nasci con la camicia, sia se nasci senza camicia. Il problema è che oggi come oggi ciò non avviene più. Io sono stato bambino e mia madre mi diceva sempre: mi raccomando, attento a saltare sul treno che passa, cioè reagisci, trova le occasioni per trovare la tua strada di lavoro, di occupazione, di successo, di realizzazione di te stesso. Io così ho fatto e sono saltato quel treno che è passato. Adesso però, quando vado a dire a mio figlio le stesse cose, egli mi risponde: papà, ma dove sta sto treno che passa? Il treno non passa più, e non passa più per le giovani generazioni, proprio perché mancano le risorse strutturali, mancano le decisioni politiche che rendono competitive le imprese ad aprire nuove prospettive, e mancano fondi per la ricerca, per la scuola pubblica, per l'università pubblica e quant'altro, cioè manca la materia prima. Su questo c'è il nostro impegno. Italia dei Valori è da sempre contro Monti, è l'unica forza che si è opposta a lui in Parlamento e ora tutti lo criticano, anche chi lo ha sostenuto e gli ha votato tantissime fiducie. Provate a riflettere sull'ipocrisia imperante di questa cosiddetta Seconda Repubblica. Tutti aspettavano che arrivava Monti, il salvatore della patria. È arrivato lui da buon prete spretato, ammantato di loden, ha detto che si sarebbe occupato solo delle istituzioni e rimaneva al di fuori del gioco politico. Addirittura si è fatto fare senatore a vita, perché così è terzo arbitro della situazione. Dopodiché per 52 volte va in Parlamento e chiede la fiducia, a destra e a sinistra, e per 52 volte tutti glielo danno, meno l'Italia dei Valori, perché io scarpe larghe e cervello fino non ho abboccato. E fanno dei provvedimenti che di fatto, lo avete visto, non hanno prodotto nulla di bene per il cittadino comune. Certo, per le lobby bancarie, finanziarie sì, 4 miliardi al Monte dei Paschi di Siena gliela date, un po' di aerei da combattimenti li ha comprati, ha mandato i soldati a fare guerra nel Mali, chissà che gusto c'è, l'ha fatto, ma sono soldi buttati via, sono soldi rubati nel senso tecnico della parola alle fasce sociali più deboli, a chi non ha i soldi per pagare neanche l'IMU della prima casa. Allora, rispetto a tutto questo, alla vigilia delle elezioni fanno a gara a chi disconosce tutto ciò che ha fatto, perché il PD dice che quel che ha fatto Monti non lo riconosce più e che comunque deve modificare i provvedimenti che ha fatto Monti, il PDL addirittura dice che Monti è una persona da cui bisogna stare lontano e i provvedimenti bisogna rigettarli. Lo stesso Monti dice che modificherà i suoi provvedimenti. Oh, a cani fino e fesso. Facciamo una cosa importante, mandiamo a casa questi ipocriti che prendono in giro, facciamo una vera e propria rivoluzione civile. I nostri padri hanno dovuto imbracciare il moschetto per difenderci. Io non dico di arrivare a questo,
ma civilmente andiamo a votare e mettiamoci una croce sopra con una bella rivoluzione civile.